All'indomani dell'appello presentato dalla Procura di Venezia per il riconoscimento delle aggravati di stalking e crudeltà nei confronti di Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettin, la difesa ha depositato invece in tribunale a Venezia la richiesta di uno sconto di pena per il 23enne di Torreglia detenuto nel carcere di Verona. Un atto atteso, quello dell'avvocato Giovanni Caruso, di cui già in passato aveva fatto menzione e che punta a smontare la tesi della premeditazione sostenuta in aula dal pubblico ministero Petroni. Aggravante quest'ultima che aveva innalzato la pena decisa dalla Corte d'Assise fino ad arrivare alla sentenza d'ergastolo. Al tempo stesso l'avvocato di Turetta chiede nel suo atto il riconoscimento delle attenuanti generiche, come già avvenuto in aula, ma non riconosciute. Alla luce si legge dell'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e dagli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato. Motivi vili e spregevoli dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l'imputato non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita. Non resta dunque che attendere per l'appello, spetterà al giudice di secondo grado confermare o meno quanto deciso in primo grado sulla premeditazione dell'omicidio di Giulia e sulla crudeltà.